favore della Dolomiti Energia Trentino contro la Nutribullet Treviso Basket. Abbiamo con noi il coach Frank Vitucci. Un commento su questa partita, coach. Per noi chiaramente questa è una brutta sconfitta, non posso negarlo, è una delusione, chiaramente, anche se la nostra settimana è stata molto complicata e si è visto dall'inizio. All'inizio avevamo cambiato un pochino il quintetto sperando di avere qualcosa di più, invece purtroppo l'inizio è stato pessimo e ha segnato buona parte della gara, perché il primo, secondo, quarto abbiamo dato troppo a loro dal punto di vista sia dei rimbalzi che dell'energia in generale. Non è stata la reazione del secondo tempo, dove quando poi ci siamo avvicinati c'è stato l'episodio che ci è costato caro, tra un fallo tecnico di Dergio, un fallo che non c'era, poi abbiamo dato la rimessa, abbiamo fatto una serie di pasticci che ci sono costati carissimi. Abbiamo troppi giocatori che sono sotto il livello, come dire, non solo delle aspettative ma delle loro capacità sicuramente, quindi bisogna che ritroviamo anzitutto l'energia e la forma e dal punto di vista individuale. Chiaramente questo poi va a influenzare anche quello che è il rendimento della squadra, che poi nel secondo tempo comunque ha reagito, ha cercato di si è avvicinata, è tornata indietro, insomma, però sicuramente, ripeto, quello che avevamo lascito al nostro avversario nella prima parte di gara e non siamo riusciti a recuperare, insomma, dato loro che hanno giocato con un livello di energia superiore, cioè adesso magari difficoltà di rimbalzo nel primo tempo e poi anche insomma quello che è la parte di atletismo che serve per giocare a questo livello qua, dove insomma abbiamo fatto grande fatica. Una voglia di reazione comunque c'è stata in un paio di occasioni, no? È mancato quel pezzettino in più, no? Sì, perché almeno 2 volte ci siamo riavvicinati in situazioni dove potevamo anche prendere un po' più di fiducia, invece appunto quell'episodio che dicevo prima, che ci è costato in 10 secondi, ci è costato tantissimo, magari quello c'è anche un pochettino tagliato le gambe, e poi anche nel secondo quarto, poi no, i parziali degli altri 2 quarti sono stati, a parte il favore nostro che non vuol dire niente nel computo, no, ma dimostrano, come dire, che eravamo abbastanza nella partita. Il problema è stata nella parte principale, che forse quando dovevamo esprimere un livello adeguato di energia che dovevamo mettere in campo molta, anche per questo che il quintetto è stato un po', poi abbiamo giocato molto piccoli, perché all'inizio Dem ci è scappato subito via, eccetera, quindi siamo andati a cercare un filo che qualcosina ci ha dato, ma non sufficiente per poter poi prendere in mano la partita come aveva voluto fare. Ecco, Frank, tu hai detto con il quintetto piccolo che vi ha consentito a recuperare tantissimi palloni, credo ne ha persi 24, cosa incredibile, riuscire a vincere nonostante quei 24 persi. Ma ti chiedo, visto che l'Em sostanzialmente è un 3 che viene adattato a 4, non avevi pensato nel primo tempo magari di abbassare il quintetto e rinunciare a 8? Sì, noi ci siamo abbassati presto. Il problema è che per come ci siamo, non per come siamo andati, per le condizioni fisiche di ognuno dei miei giocatori, okay, questa settimana, perché poi la domenica è lo specchio di quello che succede in settimana. Allora, io non sto qua a lagnarmi, a piangere, a dire mi ha avuto questo, però se gioco sempre piccolo vuol dire che in panchina poi ho un sacco di lunghi e le rotazioni qui piccoli diventano, siamo giudicati. Ergio poi purtroppo anche stavolta ha preso un fallo tecnico che doveva assolutamente evitare, quindi l'ha messo fuori dalla partita, quindi le rotazioni si assottigliano tantissimo, quindi devo tenere a sedere 3 lunghi, capisci cosa voglio dire? E tirare il collo sempre agli stessi, quindi diventa complicato. Dai lunghi
ovviamente mi aspetto un rendimento, perché penso che Alston, che era ben preparato sull'EMB, che ci ha anche già giocato contro in passato e che insomma aveva lavorato sopra 2 o 3 giorni, non sembrava aver capito assolutamente niente, compreso il canestro alla fine del terzo quarto. No, cioè, allora un giocatore così mi aspetto di più, chiaramente, anche perché lui era uno dei pochi che fisicamente non aveva avuto grandi problemi in 3 settimane. Invece, se devo fare la lista, devo cominciare da Porica, Mazzola, Harrison, tutta la lista, si appunta. Quindi siccome però non voglio che questa sia una scusante, tu ci piange, no, tu ci non piange, perché quello che conta, io ai miei giocatori gliel'ho detto chiaramente, quello che conta è quello che facciamo domenica, di quello che succede, giustamente, chi viene, non dico che non ne frega niente, però non è che si dai già poverini, non esiste il poverini, è quello che fai in campo. Oggi abbiamo troppi giocatori, hanno fatto troppo poco. Io chiaramente sono allenatore, quindi sono responsabile di quello che fanno, cioè, non è che dico di butto addosso la cosa, però insomma, bisogna veramente ricondurre le cose a una giusta dimensione. Buonasera coach. Appunto citavi i rimbalzi e chiaramente sì, concedendo 20 possessi in più agli avversari poi diventa difficile. Portare... Posso farti una piccola chiara, è vero, sì. Abbiamo fatto anche oggi più tiri di loro. Sì. Abbiamo fatto 6 tiri più di loro, sì. E i numeri di tiri liberi sono e 2 tiri liberi in più. Quindi se poi andiamo a leggere, purtroppo come è stato a Reggio Emilia, i numeri sono troppo bassi dal punto di vista delle percentuali, dell'efficacia, sono arrivati troppo tardivi, come dire. Chiuso parentesi. Cioè, no. No. È un problema di atletismo, di scarsa condizione, come mai? Più che la scarsa condizione è un problema che sicuramente, voglio dire, qualche giocatore sta facendo fatica, per X motivi, non sto qua dal punto di vista proprio anche fisico atletico, e ha fatto fatica in queste ultime 2 o 3 settimane. E quindi poi la domenica, giocando contro squadre che giocano a questo ritmo qui, è molto più difficile, insomma. Purtroppo il quintetto iniziale che noi abbiamo scelto di fare non è stato assolutamente indovinato, visto come siamo partiti. Al di là lei ciappa con lei, no, capisco questa cosa qui, ma cura invece che spendere subito Harrison, che magari non si è allenato per 4 giorni, che ne so, cioè si può fare di tutto, abbiamo scelto una cosa e all'inizio ci è andata malissimo, poi abbiamo riaggiustato, però insomma, poi quello che abbiamo già detto. A proposito di condizione, gli infortunati, cioè chiaramente non erano nelle migliori condizioni, la cosa si è risolta o tecniche ci siano degli strascichi? Io credo che la cosa da questo punto di vista sia in via di risoluzione per quasi tutti loro, onestamente, quindi io spero, mi auguro, conto e faremo l'impossibile per avere tutta una settimana dove ci prepariamo adeguatamente, perché domenica abbiamo un avversario che gioca non simile, ma insomma, dove bisognerà anche di mettere in campo molta energia in più, e quindi insomma cercheremo di averla. È con noi anche Osvaldo Solisevicius. Dopo il match contro la Dolomiti Energia Trentino, vinto dalla squadra ospite per 83-76, chiediamo anche a lui un commento su questa partita. Così, what are your thoughts about this game? We was too soft. We start very soft. They start running. They go up. After 2 quarters, we talk in the locker room that we cannot play like this and we have to be a little bit tougher. So we start second half like tougher. We was coming back in the game, but then we start doing a lot of turnovers, like bad decisions, and they run away. Siamo partiti troppo morbidi, non siamo entrati in gara come volevamo, loro hanno iniziato subito a correre, hanno messo alta intensità e sono andati subito sopra. Per noi è stato faticoso riuscire a tornare in partita. Durante l'intervallo ci siamo parlati in spogliatoio e abbiamo detto che appunto saremmo dovuti rientrare in campo più duri, più concentrati. Ci siamo riusciti all'inizio del terzo quarto, poi però sul finale ci è mancata un po' di lucidità, abbiamo fatto diverse palle perse e non siamo riusciti a prendere effettivamente il controllo e loro sono tornati avanti.
Tu come stai? Abbiamo sentito in settimana che insomma c'erano un po' di problemini. 100%. No, I was good. I twisted my ankle in Wednesday, I think, so like we had a lot of time to recover, so today I was 100% ready, so there was any pain. Oggi ero al 100%, credo attorno a mercoledì ho avuto un piccolo problema alla caviglia, ma abbiamo avuto il tempo di recuperare, quindi oggi ero al meglio. Ci sono altri domande? Ciao, bisogna adesso resettare e ripartire subito perché sabato prossimo c'è un'altra squadra di alta classifica. Another top level team here. You have to reset and start because on Saturday we will have another top level team here. Yeah, of course, because we wanna play at home very good basketball. Nobody likes to lose than expect at home, so we know like we need to in the practice be better. So like we start maybe talk with the guys and start practicing better, that we can bring everything from the practice to the court because everything is connected. And yeah, we will give 100% on next game at home. Sono sicuro che la prossima partita in casa riusciremo a dare di più perché ripartiremo dal lavoro fatto in palestra, proveremo a creare più chimica, nessuno piace perdere, specialmente in casa dove vorremmo provare a dare a esprimere la nostra miglior pallacanestro e sfruttare appunto il fattore campo, per cui dovremo ricominciare a lavorare su appunto la connessione tra di noi, parleremo sicuramente in settimana e faremo in modo di arrivare il più pronti possibile.